La pallottola in regione, le minacce di morte e ora anche un video con le indicazioni per raggiungere la sua abitazione privata e la musica del padrino come sottofondo. È troppo pesante il clima di odio intorno a Luca Zaia, il governatore più amato dagli italiani. Ha però anche un gruppo di persone che non perdono occasione per insulti e provocazioni, sul web soprattutto, ma ultimamente anche proprio di fronte alla sua abitazione privata. Non la semplice libertà di espressione, talvolta anche spinta ai limiti, che la Costituzione protegge, ma minacce vere fatte da leoni da tastiera. Grazie. Che però ora gli Allora, investigatori stanno seguendo Bonet, attentamente, perché tra questi ci sono gruppi organizzati, negazionisti, Novax e anche singole persone, alcune delle quali sono andate ben oltre il consentito. Fino ad ora anche lo stesso Luca Zaia ha minimizzato, perché è ovvio che chi è costretto a prendere provvedimenti impopolari come chiusure, zone rosse e divieti susciti anche un grande malumore tra chi viene colpito. Ma ora che le minacce travalicano il dissenso e la politica e si fanno personali, la preoccupazione ha raggiunto anche lui, che poi è apparso Emiliano, poi stanco e Federica, provato ai poi Fois, giornalisti poi nella consueta Giacomuzzo. conferenza stampa, perché è dura per chi sta usando tutte le sue risorse nel Allora, solo contrasto per alla essere più pandemia, chiaro, perché non ho dover capito agire bene, con nel quindi cuore i la test preoccupazione di per quelli la di propria Venezia stessa sono stati famiglia. fatti, abbiamo Di gli certo verranno presi dei provvedimenti, a rigor di legge naturalmente, ma che siano anche da monito a chi probabilmente ha agito senza rendersi pienamente conto delle conseguenze a cui andava incontro. E proprio per questo la Digos ha avviato indagini più stringenti, mentre sono state rafforzate anche le misure di protezione del governatore e della sua esiti invece famiglia. sono positivi. Gli esiti, allora, io non ho visto il risultato.